Ubriaco e armato di coltelli da cucina, s'aggirava per le vie del centro di Vittorio Veneto, urlando frasi senza senso e minacciando i passanti, brandendo fendenti a destra e a manca. Serata di paura a Vittorio Veneto quando un uomo nella zona delle piscine della città ha seminato il panico tra i passanti e sono stati proprio alcuni testimoni della scena ad allertare le forze dell'ordine. Nel giro di pochi minuti i carabinieri sono arrivati sul posto ed hanno bloccato l'uomo. Si tratta di un 37enne residente a Vittorio Veneto che è stato fermato dai militari dell'Arma che sono stati chiamati a intervenire perché questo soggetto inveiva in mezzo alla strada e durante la perquisizione hanno trovato 2 coltelli da cucina, quindi è stato denunciato per ubriachezza molesta e per il possesso di questi 2 coltelli. Non è la prima volta che episodi di questo tipo si verificano in città. La scorsa settimana un giovane con problemi di disagio ed in preda ad agitazione ha danneggiato numerose automobili parcheggiate. Sicuramente un applauso va alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente in questa situazione. Sa il fatto che questi episodi si stanno sviluppando in maniera continua nel nostro territorio. È vero che il soggetto interessato è un soggetto che ha problemi a livello psichico e noi stiamo attenzionando tutte queste realtà e attraverso l'aiuto, ripeto, delle forze dell'ordine e dei nostri servizi sociali cercheremo di far fronte a queste situazioni.